fatto dopo che si contenta. Che dici te?
Ecco, vieni. Kasi di mana saan sa pa. La struttura selezionata è la chiesa Santa Maria Assunta di Loreo. Dal punto di vista religioso, il 1600 fu un secolo particolarmente importante per Loreo.
Nel 1608 venne istituita la Confraternita della Santissima Trinità, un'istituzione religiosa che sopravvive ancora oggi, mentre nel 1675 fu consacrata la chiesa dedicata a Santa Maria Assunta. La confraternita annovera ancora oggi molti iscritti, uomini e donne, dai 18 anni in su, residenti in diverse regioni d'Italia e talvolta anche all'estero. Il rito della confraternita dei Fradei resta tuttavia sempre avvolto da quel misterioso e impenetrabile segreto che ne costituisce l'attrazione. Questa chiesa, le cui memorie risalgono al 1094, già nei secoli era stata devastata e in parte ricostruita finché, attorno al 1658, il vescovo Grassi concedeva il permesso di abbatterla per ricostruirla dal momento che era diventata troppo cadente e angusta. Questa ricostruzione, voluta dal vescovo, portò dunque all'attuale chiesa arcipretale, ammirata per la bellissima facciata e l'equilibrata ariosità dell'interno. Nel 1739, in questa stessa chiesa parrocchiale, fu traslata l'immagine sacra della Madonna della Carità, i cui fatti prodigiosi risalivano al 1736 e da quel momento il Duomo divenne santuario. Il sontuoso altare della Vergine, in terzo a destra, è diventato negli anni un luogo di culto e di profonda devozione e non solo per i loredani. Nel 1940 la comunità di Loreo volle ornare il venerabile capo della Madonna e del Bambino con una corona d'oro e gemme. La Madonna della Carità e il suo santuario sono frequentemente visitati da pellegrini e devoti, ma la bella arcipretale offre ai visitatori altre interessanti opere d'arte.
อ
เ
Tirati un attimo. Non è che decido. Dai, mettetele qua, dai, Franco. Qua, dai. Sappiamolo qua. Noi poi aspettate qua. Ciao, qua in po' sul mare. Dai, dai. Franco, vieni qua.
No, no.